due bambini all'ascolto, Sì? e uno dei piccolini, uno dei due si chiama Raffaele, e mi ha mandato il messaggio: grande Mauro Caputo. Oh, Voi grazie Raffaele. non c'ha neanche 7 anni, Mamma mia. è piccolissimo. Allora, un saluto a Raffaele. Ciao Raffaele. Salutiamo anche la signora Lia. E poi io devo fare un altro saluto a un mio nipotino che, seppure all'ascolto, magari poi dopo gli scriverò qualcosina e gliela dirò in rima. Sì, Va sì, bene? Sì, come no. Allora, andiamo avanti, però io il titolo di questa canzone è un titolo un po' particolare: Velenosamente. Questo è un pezzo che ha avuto una bella, mi ha dato tanta soddisfazione negli anni però 80. Io, conoscendoti, tu non sei un tipo velenoso. No. Assolutamente. Ma ascolto il pezzo. Lo ascolto con attenzione. Gennaro Amato e di Vallerone. Va bene. Vallerone, Gennaro Amato. Io su questo pezzo vorrei mandare un saluto all'amico, il Conte lo chiamano, Mario Cantone, con la sua famiglia. Ciao Mario. Saluto anche io. Bene, velenosamente Mauro Caputo. È difficile. Prima che mi passava, diceva con pensiero, la già fa male, e mi diva a poco questa bocca, valere, sono tante. Velenosamente veniva con me, sciupando sto cuore, e maliziosamente voleva da me più prova d'amore. Sciadata sto morendo innanzi a te, e sto sciadata e non ti posso stringere, ma manca forza da parlare, mogli anni, ma vado perché se venenosamente mi fai prima che ce lasciammo, vorrei sapere una cosa, perché le fatte, non si dà che tu veleno a chi va bene, d'amore, sciadata sto morendo innanzi a te, e sto sciadata e non ti posso stringere, ma manca forza da parlare, mogli anni, ma vado perché se venenosamente